Perché ha messo 20.000. Dopo i ritrovi davanti agli uffici ATER e davanti alle case popolari, sul listone questa volta per denunciare l'aumento del canone per quasi 24.000 famiglie venete, aumenti del 30-40% con punte del 200%, aumenti ingiustificati, spiega il coordinamento regionale degli inquilini ATER, perché le persone interessate non hanno avuto significative variazioni in senso positivo dei propri redditi. La norma poi conteggerebbe anche l'esistenza di qualsiasi patrimonio dei componenti del nucleo familiare, come l'auto di proprietà di uno dei familiari. Altro che furbetti, scrive e dice chi manifesta in centro città. Abbiamo il coraggio di denunciare i furbetti, ma devono fare una legge corretta, non iniqua come la stanno facendo. Vogliono l'autonomia. L'autonomia veneta sarebbe questa. Ma nessuno lo fanno neanche negli appartamenti privati quando aumentano di raddoppiare. Loro sulle case popolari raddoppiano. Che casa è dove che abito mia, senza mia? Perché mi per i 37 anni che voglio lavorare ho sempre pagato tassa di aggesca. Chi manifesta sottolinea poi che gli aumenti non si accompagnerebbero ad alcun piano di rilancio dell'edilizia pubblica né di una sua manutenzione e riqualificazione. Secondo me si deve arrivare al ritiro della legge e a costruirne una con un impianto completamente diverso che magari vada anche a cercare chi fa il furbo, che non sta solo fra quelli che hanno gli affitti, sta anche fra quelli che hanno gli appalti, sta anche fra quelli che non fanno i lavori e dovrebbero farli. Ci sono case degli anni 50 dove ancora stanno col bagno alla turca. Ancora, infine, la denuncia di come gli unici piani previsti da ATER per i prossimi anni siano, secondo i manifestanti, quelli di vendita del patrimonio immobiliare in suo possesso. Ed è questa una protesta che non si ferma. Oltre a Padova, comizi e manifestazioni si sono tenuti nelle più popolose città della regione.